Cari amici, caro professore, ho iniziato a leggere La civiltà dei sardi di Giovanni Lilliu più di 30 anni fa, all'inizio degli anni 60, forse 40 anni fa, quando avevo ancora i calzoni corti, nel negozio di mio padre a Bosa. Ricordo un volume rosso rilegato con cura, gonfio a soffietto, con i ritagli degli articoli pubblicati sull'Unione Sarda, che mio padre aveva iniziato a raccogliere con cura negli anni e che riguardavano i temi più diversi. Se c'è un aspetto singolare nella produzione scientifica di Giovanni Lilliu, è questa penetrazione capillare dei suoi scritti nelle città, nei paesi, nei villaggi della Sardegna, fino a raggiungere un pubblico vastissimo, anche in misura superiore a quanto l'autore stesso non immagini. Da allora è iniziato un rapporto tra maestro e allievo che dura da 40 anni, un periodo lungo della mia vita, che ho idealmente ripercorso attraverso la lettura di queste pagine, pubblicate dalla Regione Sarda e da Carlo Delfino, che mi hanno risvegliato tantissimi ricordi ed infinite emozioni, come il ricordo di viaggi lungo tutta la Sardegna, con una stranissima Volkswagen celeste fino a Padri, a Villanova, a Suni, con il fedele Federico Mancosu e poi con la ferrarese Ceruti, con Santoni, con Tore, con Zucca. Ma ancora, accanto alle riletture, alle conferme, ai ricordi, ho potuto apprezzare tantissimi temi nuovi che danno una struttura complessivamente omogenea ad un pensiero nutrito a volte di utopie e di asprezze, ma arricchitosi progressivamente nel tempo, sino a giungere a una sostanziale coerenza. Si legge in filigrana una varietà di interessi che svelano l'insoddisfazione di un uomo inquieto e ruvido, un democratico pieno di sentimenti e di desideri, senza pace, che non si rassegna e che intende combattere per la sua terra, contro la subalternità e contro l'emarginazione. In questi volumi curati da Alberto Moravetti vediamo innanzitutto registrata la crescita che l'archeologia, soprattutto quella preistorica, ma non solo, ha conosciuto negli ultimi decenni in Sardegna. E non solo a livello di metodi di indagine, come disciplina incardinata nell'accademia, ma anche come passione, come tema di discussione per tanti insegnanti, per tanti studenti, ma soprattutto per tanta gente qualunque, appassionata del proprio territorio, alla ricerca delle proprie radici, un fenomeno culturale di massa che ha coinvolto intere generazioni. Per Lilliu l'archeologia non è solo pura tecnica di scavo, ma è anche sintesi, riflessione, interpretazione, ricostruzione storica e infine scelta politica. In questo senso Lilliu considera lo storico un uomo non inutile né senza speranza. In questi volumi c'è tutto l'uomo, con la sua generosità nel portare all'attenzione di tutti, nel giro di pochissimi giorni addirittura, le scoperte più importanti. Nessuna gelosia, ma semmai un'apertura e un'informazione a tutto campo. Netta è la scelta di una divulgazione di qualità, in tema di scoperte, ma anche di metodologie. C'è soprattutto un approccio interdisciplinare, la volontà di estendere l'indagine ad altri periodi, ad altre discipline, ad altri aspetti della storia sarda. A partire dal 1937, Lilliu racconta in questi volumi le imprese archeologiche di allora, che riscopriamo attraverso una serie di articoli e notiziari archeologici che documentano un'attività fervida, passioni e curiosità che vanno ben oltre la fase nuragica, che pure Lilliu considera il momento più alto della storia dell'isola. Per lui la storia della Sardegna è fondata su un mito, il mito dell'età dell'oro, dell'epoca nuragica, una cultura non pacifica e imbelle, ma conflittuale, quando le armi venivano usate dagli eroi per difendere l'autonomia, l'autogoverno, la sovranità del popolo sardo, quando i sardi erano protagonisti e padroni del loro mare. La preistoria e la protostoria sono il tempo della libertà, prima che i popoli vincitori e colonizzatori imponessero una cultura altra. Gli altipiani e i monti del centro dell'isola gli sembrano l'antico grande regno dei pastori indipendenti. Furono i cartaginesi e poi i romani a creare una Sardegna bipolare, quella dei mercanti e dei collaborazionisti della costa, mi sembra di sentire le parole di Lilliu su Cagliari di oggi, e quella dei guerrieri resistenti dell'interno. Verso questo popolo della Barbagia, accerchiato e assediato, vanno le simpatie di Lilliu, che denuncia la violenza dell'imperialismo e del colonialismo romano, giunto fino a espropriare i sardi della loro terra, della loro libertà, perfino della loro lingua. Eppure Lilliu studia anche l'età romana, partendo già 60 anni fa proprio dal paese Amato e dal villaggio punico romano di Bangius a Barumini.
Egli legge la sua esperienza di studioso in continuità ideale con la storia della sua famiglia, originaria di Barumini, con generazioni e generazioni di antenati che lo riportano sempre più indietro, fino agli eroici costruttori del nuraghe. Continuità che è innanzitutto un persistente legame affettivo con gli spazi, con i monumenti, con il territorio, con l'ambiente fisico che contribuisce a costruire una identità. Entrato nell'età romana, finisce per arrivare a Tarros, a Zagresieda del Sulcis, a Carales, a Biora, a Serri, a Siniscola, a Olbia. Più tardi scandaglia i rapporti mediterranei con le Baleari, con la Corsica, con Malta. Sono orgoglioso di avere a suo tempo autorizzato la ristampa in questa sede dei contributi presentati da Liliu nella serie dell'Africa romana, le sopravvivenze nuragiche in età romana e la Sardegna e il mare in età romana, una piccola ma coraggiosissima palinodia. Liliu ha denunciato in passato l'attivismo frenetico di alcuni archeologi, capaci di scavare ma non di pubblicare, i guasti prodotti dalla fretta dei fossori di assalto, ma anche le lacune, le omissioni, l'utilizzo dei beni culturali per scopi economici, magari solo per pubblicizzare turisticamente l'isola. C'è una strada maestra per Liliu ed è quella di riprendersi il passato, di farlo giocare come elemento di identificazione nella società che cambia, perché contro la crisi esistenziale della Sardegna occorre ribadire che un popolo che non ha memorie è un gigante dai piedi d'argilla. Il tema centrale del dibattito è quello dunque del trasferimento di competenze dal Ministero alla Regione Sarda in tema di beni culturali. Mi ha sempre sorpreso l'abilità di Liliu, la capacità di presentare la sua posizione, spesso anche molto coraggiosa ed estremistica, senza asprezze e intemperanze, con equilibrio, riuscendo a non urtare suscettibilità profonde. Del resto, in tema dei beni culturali, Liliu ha veramente indicato una strada quando insiste sul fatto che le competenze in materia di beni culturali sono costituzionalmente affidate alla Repubblica nelle sue articolazioni territoriali, dunque non solo allo Stato, ma anche alle regioni, alle province, ai comuni, insomma al sistema delle autonomie. E ciò a maggior ragione in una regione come la Sardegna, regione a statuto speciale. Liliu si è schierato contro ogni forma di centralismo, più che per il decentramento, per il trasferimento di competenze in materia di beni culturali dallo Stato alla Regione, perché ritiene che il patrimonio culturale sia un insieme di risorse umane e ambientali capaci di produrre una domanda sociale. E il patrimonio archeologico gli sembra un insieme di materiali per l'identità della terra e del popolo sardo. Dunque esiste un interesse pubblico prevalente, che non è solo dello Stato, ma innanzitutto delle comunità locali, che debbono riprendersi un patrimonio di cui Liliu ha esaltato il valore. Ora che il trasferimento è iniziato, bisogna partire dalle università, dai musei locali, dai nuovi operatori dei beni culturali, e gli sviluppi più recenti della programmazione regionale sembrano muoversi pienamente all'interno del solco tracciato da Liliu. A me pare che nella giunta Soru l'assessore Maria Antonietta Mongiu abbia interpretato la lezione di Liliu nel modo più coerente. Tutti da ragazzi abbiamo compilato per le soprintendenze schede di monumenti archeologici che ancora giacciono nei polverosi archivi ministeriali, senza essere utilizzati. L'idea di creare dei corpora, dei beni culturali e metterli online sul portale Sardegna Digital Library rovescia antiche logiche di chi ha privatizzato il patrimonio ad uso e consumo di pochi studiosi. A questa impresa l'università, o meglio le due università della Sardegna, partecipano, lo voglio ricordare stamane, senza che i professori universitari impegnati generosamente in attività di coordinamento di un gruppo di 70 giovani studiosi siano retribuiti. Infine parte in questi giorni il progetto affidato a Space, Lisso, Alinari, Fox, Wilder, intitolato Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti di cultura, un piano coordinato di media e servizi digitali per l'identità regionale, che entro l'anno produrrà videodocumentari, fotografie artistiche e documentali, ricostruzioni tridimensionali di beni archeologici ed etno-demo-antropologici, percorsi virtuali, strumenti di editoria tradizionale, come ad esempio le guide di musei e monumenti collegati alle 26 porte d'ingresso del nuovo sistema.
Una realizzazione che creerà una rete di rapporti tra musei locali, collegandoli alle grandi realtà museali e ai monumenti sul territorio, con lo scopo di narrare la profondità della storia della Sardegna, suscitando nuove emozioni e nuovi stimoli. Vi ringrazio. Alberto Moravetti, diretto allievo di professor Lilliu e curatore dell'opera. Di questa pesantissima, tra l'altro, che ci siamo dovuti trascinare dall'alto, perché purtroppo appunto c'era un signore che veniva da lontano e che aveva praticamente bloccato tutto il centro, e quindi questa roba che pesa tantissimo. Professore, io so che le è costata tanta fatica, ma mi crede, è costata fatica anche a noi oggi portarla. Allora io intanto devo dire che parlerò un pochino più terra rispetto all'Attilio Mastino, perché dovrò parlare di cose più, diciamo, più pratiche, cioè quando io ho millantato tante volte la ristampa di questi volumi col professor Lilliu e anche pubblicamente dissi stiamo pubblicando, stiamo facendo, però in realtà diciamo che dovevamo trovare lo sponsor. E poi un giorno capitò che in una delle tante era stata data una cittadinanza onoraria al professor Lilliu e ci trovammo appunto con Maria Antonietta Mongiu e dissi guarda, io ho questo progetto, vorrei ristampare appunto delle opere, non l'opera omnia perché sarebbe impossibile, ce ne vorrebbero almeno 3 altri cofanetti per pubblicare gli articoli soltanto, non i volumi. E l'assessore immediatamente disse sì, fammi avere le cose. E il giorno stesso che venne assegnata l'onorificenza del Sardo Spater, venne appunto così detto che queste opere sarebbero state pubblicate. E nell'arco di un anno queste sono venute alla luce. Quindi io voglio ringraziare ancora una volta l'assessore, il presidente Soro, che appunto sono stati rapidissimi, velocissimi e le cose appunto si sono fatte. E, ovviamente c'era un problema di scegliere, la bibliografia di Lilliu è sterminata, cioè noi compiliamo sempre degli elenchi della pubblicazione di Lilliu e poi ogni tanto viene fuori qualche cosa. Poi se uno va a casa di Lilliu a vedere appunto, a recuperare questi libri, trova sempre che in qualche angolo c'è qualche articolo pubblicato da qualche parte. E quindi appunto si è dovuto scegliere un certo numero appunto di lavori che fossero in qualche modo, diciamo, il percorso intellettuale che Lilliu appunto ha compiuto a partire dagli anni giovanili, addirittura dal 1936, dai primissimi articoli, sino al 2002. Abbiamo fatto il 2002. Dal 2002 al 2008 comunque ci sono delle altre cose. E tra l'altro devo dire che abbiamo ancora, diciamo, in corso di stampa, in corso di elaborazione, un bel articolo del professor Lilliu sulla tomba di giganti di Bidistili o di Bidistili e appunto insieme ad un altro articolo appunto sui tempieti a Megaro. Quindi abbiamo scelto 71, ho scelto 71 di questi articoli e tra l'altro ho inserito anche quelli che potrebbero essere definiti gli articoli minori, cioè vale a dire le piccole relazioni, le piccole ricerche fatte negli anni giovanili, dove ci sono tra l'altro pubblicate notizie degli scavi, pubblicate anche in riviste diciamo importanti, che hanno una documentazione diciamo così un po' naif, cioè sono queste fotografie francobollo dove il monumento appare diciamo sgranato e si vede lo stesso Lilliu, si vedono gli amici che lo accompagnavano, si vede sempre questo cagnetto da caccia che praticamente dimensiona appunto il monumento, e però vi è in questi lavori un dettaglio nella descrizione dei reperti, nella descrizione dei monumenti, e ci sono poi le carte di distribuzione dei monumenti, cioè vi sono i primi scavi, i primi sonnacci fatti al nuraghe Marfudi e il nuraghe di Barumini, quando ancora era quella bella collina che si vede appunto ormai nelle pubblicazioni su Barumini, era una collina e già però Lilliu aveva intuito che si trattasse di un monumento grandioso. E ho voluto pubblicare anche, inserire i notiziari. I notiziari in genere sono cose diciamo abbastanza modeste, però questi notiziari di Lilliu sono articoli. Voi pensate che nel notiziario 47-48, degli anni 47-48, pubblicato nel 50 su Studi Sardi, ci sono 165 pagine di notiziario. E nel 49 era stata scoperta ai margini dell'abitato di Macomer
in un riparo sotto roccia, la famosa Veneretta di Macomer. Non è che uno pensa sempre che sia una cosa bellissima, eccezionale, pensa subito a qualcosa di classico, è una statuina piccolissima, bruttissima, però evidentemente importantissima per quanto riguarda gli studi di preistoria. Bene, Liliu per questa notizia di questo ritrovamento scrive 25 pagine, e poi il modo di scrivere di Liliu è che lui non va mai a capo per risparmiare, è sempre fitto fitto, per cui le sue 25 pagine in uno normale, in uno sarebbero già almeno 35, tanto per dire appunto cosa Liliu. E tra l'altro non c'è soltanto la Veneretta, ma vi è tutta la descrizione, l'analisi, il rapporto appunto sia della statuina sia dell'altro materiale litico con l'ambito mediterraneo, e non potendo nel notiziario mettere le note, ricordiamoci che le note degli scritti di Liliu sono infernali, cioè voglio dire, nelle note Liliu scrive pagine, cioè nelle note Liliu scrive tutto, cioè quando uno crede di avere subito intuito qualche cosa va a leggere Liliu e Liliu dà ciò che è in quel momento verosimile, l'ipotesi migliore, però poi ne mette altre 3 o 4 e sono quelle possibili, per cui uno è sempre spiazzato. Allora, non potendo mettere le note a pie pagina, ci sono a un certo momento i riferimenti di nota, cioè gli autori, nel testo, e quindi voglio dire è un articolo. Tra l'altro nessun altro poi ha scritto sulla Veneretta di Macomer come in quel notiziario. È vero che poi Liliu riprenderà appunto in quel bel volume Arte e Religione della Sardegna preistorica, pubblicato nel 1999. E poi Liliu si occupa in pratica di tutto. Cioè io avevo anche un problema. Come li mettiamo questi articoli? Mettiamo ad esempio tutti quelli che legati alla preistoria, cioè poi a quelli all'età nuragica, poi a quelli dell'età punica, romana, perché ovviamente ha scritto anche molto di punico e di romano. Ad esempio io mi sono fatto un elenco, su 71 contributi e 13 sono di preistoria vera, cioè quella che praticamente arriva sino all'età del rame. Poi per l'età nuragica ci sono 23 lavori, per l'età fenicio-punica ce ne sono 5, per l'età romana ce ne sono 12, quindi ho voluto, malgrado sia un preistoricista, ho voluto mettere anche questi articoli in modo da dare lo spessore appunto delle conoscenze del professor Liliu. Ve ne sono un paio per l'età alto-medievale e poi ve ne sono 16 che ho messo varia, cioè nel senso che a un certo momento c'è di tutto, cioè nel senso che magari vanno dalla preistoria, dal neolitico, sino all'età nuragica, oppure dall'età nuragica comprendendo anche qualcosa di età romana. E quindi si è occupato ad esempio di arte e di religione preistorica. C'è un bellissimo articolo del 57, tra l'altro introvabile perché nel bollettino di archeologia e nel bollettino di paleontologia italiana, interessantissimo. E tra l'altro ricordiamoci che Liliu avrà il tema delle credenze, della religiosità del mondo preistorico e protostorico sempre vivo e presente. Non per nulla appunto scriverà nel 99 quel bellissimo volume che ho citato poc'anzi, Arte e religione della Sardegna preistorica. Neppure va dimenticato che Liliu si è laureato avendo come correlatore, o come si diceva allora controrelatore, il professor Petazzone, che era il massimo studioso di storia delle religioni. Quindi voglio dire, quindi questo scriverà anche un articolo sulla religione nuragica. E poi si occuperà del sacro anche dell'architettura. Pensate all'articolo su Tempiesu, i primi su Tempiesu adesso è un bellissimo monumento, scavato, riscavato, restaurato. Allora, quando venne pubblicato negli anni 50, era un monumento che era stato appena lambito dagli scavi che Liliu aveva fatto, e comunque quello gli servirà a che cosa? A rimettere subito tutto sul tavolo. Cioè Liliu non è che se va a parlare di un monumento, parla di quello e basta. Immediatamente c'erano tutti quanti gli edifici di culto di età nuragica, vengono a un certo momento studiati, e vengono studiati anche tutti quei monumenti, alcuni monumenti perlomeno, che avevano caratteristiche strutturali, di tecnica costruttiva, simili a quelle ad esempio di Sutempiesu. Penso alle tombe di Gigante, a struttura di Sodoma, e anche lì c'è tutto l'elenco. E poi il Liliu nel 77 ad esempio
era appena venuta fuori la notizia di Montiprama, apparsa sul giornale, eccetera. Qualcuno anche in tempi non lontani ha detto Montiprama non si sa niente. No, Lillio nel 77 pubblica un articolo di oltre 100 pagine, immediatamente, tra l'altro facendo, ecco, una cosa che fa Lillio, l'ha fatto sino, diciamo, adesso, perché io in questo lavoro di Bidistili, questa tomba di Bidistili, cioè ci sono le schede fatte da Lillio, diciamo un po' di anni fa, pochissimi anni fa, come le farebbe appunto un ragazzino che va a fare le schede in soprintendenza, cioè la scheda, cioè anche l'umiltà, cioè voglio dire che Lillio ha sempre avuto nei riguardi di ciò che è andato a studiare. Ci sono le schede descrittive anche, con tutte le misure, che sono quelle schede del professore sono infernali, lei lo sa, non è vero, sono infernali, perché poi scritte con quella sua macchinetta, con tutti i salti e così via. Dicevo, e c'è appunto Montiprama. Montiprama, io sono contento che siano state restaurate, che vengano restaurate. Starei attento con le datazioni molto alte, stiamo attenti, per carità, no, è una discussione molto controversa, direi stiamo calmi perché, cioè, voglio dire, datarle al XII secolo, cioè, a me pare quasi una follia. Quasi una follia. Io sono ancora alle datazioni veloci che in quell'articolo veloce aveva dato Lillio, che poi riprendendolo anche altri hanno dato appunto datazioni che ci portano all'età del ferro, insomma, comunque è controverso. Ecco, quello che si dovrebbe fare, mi fa piacere che l'assessore Mungio lo abbia detto, è che a Montiprama bisognerebbe adesso riprendere le ricerche che significa anche monitorare, diciamo, un ampio territorio. Adesso ci sono gli strumenti, ci sono appunto l'infrarosso, ci sono le georadar, ci sono tante cose che a un certo momento ci devono far scoprire un pochino a cosa diavolo si riferiscano queste statue, tutti questi modellini, queste colonne, questi pilastri, cioè è una cosa incredibile veramente. E poi Lillio, un altro merito, ovviamente adesso non posso stare lì a discutere tutti gli articoli di Lillio, che sarebbe troppo lungo, adesso c'è l'umiltà che Lillio ha sempre avuto e l'onestà intellettuale. Ci sono tantissime pagine in cui Lillio ha detto ho sbagliato, ho errato là, capito? A volte però quando è convinto di un'idea, allora non c'è perdono. Allora, cito soltanto un articolo su Bettili e Bettilini, appunto pubblicati lì nei rendiconti dell'Accademia dei Lincei. Allora, nelle tombe nuragiche, nelle tombe di Giganti, ci sono questi conci che chiamiamo conci a dentelli o fregio a dentelli, dove ci sono 3 fori, insomma, sono cose strane, sono queste cose che forse ancora non abbiamo capito bene. Io avevo avuto nell'80 l'idea che in quelle 3 fori o quelle 3 incavi, eccetera, ci potessero essere dei bettilini, però non c'erano prove. Poi sono state trovate probabilmente un pochino, la Bitichese aveva trovato così dei manufatti che in qualche modo parevano dar ragione a questa ipotesi, nella quale io continuo a credere. Allora Lillio, che non ci crede, non ci ha mai creduto, cosa ha fatto? Ha scritto un articolo ovviamente di 120 pagine, così tanto per, cioè, capito? Cioè mai. È andato a misurarsi tutti i bettilini in circolazione, tutti quelli conosciuti, e ha detto no, non possono essere perché non ci stavano. Quindi un'acribia, cioè proprio, come dire, adesso vi provo che ho ragione io. Quindi voglio dire, Lillio ci ha insegnato tante cose, Attilio Mastino ne ha detto molto. Io vorrei invitarvi a dire soltanto che ci ha dato una lezione grandissima di onestà intellettuale, di saperi, di conoscenze, di entusiasmi, e noi professori vogliamo molto bene e le siamo molto grati di quello che lei ci ha dato. Grazie.